Buongiorno a tutti, questa è una live per chiacchierare un pochino, no? Come potete vedere sono a camminare naturalmente, lo sapete, no? Oggi, oggi faccio meno chilometri, ieri ne abbiamo fatti all'incirca 12 chilometri se non sbaglio, una cosa del genere. Comunque, voi mi tenete compagnia, io vi tengo compagnia e mi raccomando, tasto like e commento e soprattutto innanzi condivido la live un attimo. Ci saranno pochissime persone a seguire questa live, ma non fa niente perché questa mattina, da come avete letto il titolo, si parlerà di Moise Kean, perché sono insistenti queste voci. Innanzitutto l'iscrizione, se vi volete iscrivere, se poi mi dovete dire come si vede la live, perché come potete vedere siamo in mezzo al nulla, però penso che si veda abbastanza bene, un 720p lo dovrebbe mantenere. A parte questo, allora, signori miei, come detto, l'avevo già detto ieri non mi ricordo quale video, un video mattutino, che ci sarebbero state delle live e quando andavo a camminare per chiacchierare e passare un po' di tempo insieme, ma soprattutto parleremo degli argomenti di giornata, ovvero quel famoso Moise Kean. Tanto mi sa che ci sono le pecore al pascolo. Stavo dicendo Moise Kean, parliamo di Moise Kean, vai giù. Vedi, ci sono le pecore, vi faccio vedere, si vedono? E pecore, voglio ci stanno e pecore. Comunque stavo dicendo, come detto, Moise Kean, perché la Gazzetta sta insistendo, Moise Kean Napoli, e vabbè, ne parliamo, così facciamo tutti felici e contenti. Moise Kean Napoli. Allora, io sono uno di quelli che Moise Kean ci crede, ma ci crede veramente tanto. Ci credo perché secondo me potrebbe essere un giocatore che con Antonio Conte va a migliorare ancora di più, e principalmente, ragazzi, Moise Kean potrebbe spaccare veramente tanto con Antonio Conte. Fatemi sapere come si vede qui sotto, fatemelo sapere, scrivete un commento, si vede bene, si vede una chiarica, si vede come te Neapolis, una spaccimma, quindi fatemelo sapere qui sotto, perché non vedo ancora qualcuno che scrive in chat, per questo non vorrei preoccuparmi che si vede una chiavica. Se si vede una chiave che voglio a studare ma live, non vi preoccupate. Però stavo dicendo, questo Moise Kean, clausola molto alta, 52 milioni per andarsi a prendere Moise Kean. Mo, ribadisco, sono un estimatore di Moise Kean e io già lo dissi tempo addietro, ma secondo me, perché poi ha fatto i gol con la Juventus la passata stagione, ma gli sono stati tutti annullati clamorosamente per quei millimetri, quei centimetri in fuorigioco e via discorrendo, no? E vabbè, comunque i suoi gol li aveva fatti. Poi naturalmente c'avevi Vlahovic davanti, c'avevi altra gente davanti, e lui praticamente titolare, ha giocato pochissime volte con Massimiliano Allegri, però andando alla Fiorentina, non avendo, no, la pressione che hanno gli attaccanti nelle grandi squadre, diciamo così, è riuscito a prendersi spazio come la nazionale. E questa non è scontata, ragazzi, a parte che in questo momento storico la nazionale ha veramente pochissimi giocatori, diciamo così, da selezionare. Anche Luciano Spalletti, quando io vi dico che un Maldini in Serie A e un Maldini in nazionale, che cazzo ci fa? È per questo motivo qui. Però ecco, 52 milioni sono tanti, questo è vero, ma qui c'è bisogno di convincere Antonio Conte a rimanere a Napoli per prima cosa, perché non è scontato. Leggendo i vari rumors e le varie cagate di calciomercato che fanno tutti questi professori oggi di calciomercato, diciamo così.
poi dai un impatto grande alla Serie A, perché dice questi hanno speso 50 milioni per un attaccante, il prossimo anno di sicuro vogliono lottare non solo per lo scudetto, ma provare a competere anche in Europa a questo punto, perché secondo me Moise Kean anche in ottica Champions League potrebbe essere un buonissimo acquisto. Come detto ieri, qua c'è la salita, come ho detto ieri, il Romelu Lukaku ha voglia di cose, è in fase calante, potrebbe arrivare il gol 400 in carriera, ma sapete pure voi che l'età avanza, non ha un fisico per farvi capire alla Cavani. Avesse avuto un fisico alla Cavani, buongiorno da Palermo, ciao Alessio, ciao, e avesse avuto un fisico come Cavani, bello asciutto, ma lì ragazzi, lì si parla di tanti chili, molti chili, diciamo così, che il buon Romelu si deve portare sul groppone. Cioè Cavani sta facendo ancora dei pasti, potremmo dire tranquillamente. Cavani al Boca sta facendo vedere che c'è una nuova giovinezza Cavani, ecco. E io sinceramente un Cavani mo gli si appiglia subito, questo o potremmo dire tranquillamente che Cavani è Cavani, tanto qui tagliano le olive tra poco, grazie. Quindi stiamo dicendo, scusatemi, stavo a guardare un signore come tagliava l'ulivo, vedete qua, stanno portando le olive e giustamente poi entrano in produzione e non le puoi più tagliare. Come si tagli l'ulivo? Piccola cosa, la parte alta si taglia sempre, l'ulivo deve scendere con le foglie, mo questa parte sono piccolini, non sono grossi come quelli che abbiamo noi alla terra, questi sono piccolini, quindi li puoi far crescere. Allora, vediamo un attimo la chat. Ciao Natlan, non capisco perché l'Inter la fanno giocare prima, devono giocare tutte e due allo stesso orario. Alessio, questa è una cosa che mai capirò sinceramente, mai capirò. Intanto fammi vedere se ok, il contapassi sta andando. Questione che l'Inter giochi prima, ti possono dire che hanno la Champions League e quindi devono giocare prima, perché avendo la Champions League devono giocare prima per avere ciao Furan devono avere il giorno di riposo prima per la questione della Champions League e tutte queste cagate, no? E se non sbaglio giocheranno sempre prima di noi, però ragazzi noi siamo stati coglioni noi che abbiamo buttato in 7 giornate di campionato, tu potevi stare a più 5, a più 6, siamo stati scemo noi, siamo stati veramente ridicoli noi, eravamo a più 3, poi abbiamo buttato diverse occasioni nel cesso. La colpa non è dell'Inter, l'Inter è stata brava a tenere il passo del Napoli che non aveva competizioni. Il Napoli ha lasciato un sacco di punti per strada ed è per questo che dico l'Inter c'è sempre, non muoiono, a parte perché hanno tanti ricambi, questo lo possiamo dire tranquillamente, hanno un'ampia rosa. Ciao Mario Caputo, ciao, buongiorno. E ecco, avendo tanti cambi hanno l'accortezza di far riposare uno e mettere quell'altro, cosa che il Napoli non lo può fare, perché tutto bene, lo sapete che gli voglio per Pasquale Mazzocchi, ma non può giocare titolare, ti può fare l'ultimo 20 minuti e basta, diciamo così, e l'Inter può far giocare, di sicuro ora faranno un po' di turnover in campionato, perché ho visto un po' o Bayern Monaco che ha
diversi infortunati, e questo andrà ad influire secondo me positivamente sul campionato del Napoli, perché loro, avendo tanti infortuni, il Napoli può permettersi, anzi l'Inter, scusatemi, può permettersi il lusso di dire: sai che c'è, mettiamo tutti i panchinari. Allora, notizie sul Napoli: ho visto che vuole Itakura, tra l'altro giapponese. Allora, sono sincero Mauro, questa mattina non ho avuto tempo. Sudakov sì, se ne è parlato già diverso tempo fa, ma ti parlo un attimo di Itakura. Itakura, sono sincero, questa mattina ho avuto un sacco da fare, in effetti sono sceso a camminare più tardi perché ho dovuto pulire casa, ho dovuto fare una cosina alla bicicletta di Diego che si era un po' arrugginita, ci ho dovuto passare il prodotto per togliergli la ruggine e via discorrendo. Itakura non ho sentito, ma se ci sono notizie ve le porterò oggi alle 18. Sapete che alle 18 esce l'aggiornamento quotidiano sulle news di calciomercato. E poi Sudakov, c'è questa cosa che Sudakov è molto interessato, anche Sudakov, a Napoli stesso, ma Napoli è molto interessato a lui, quindi voi sapete, ora stanno girando talmente tanti nomi, prima Lucca, poi Moise, però sembra che Moise sia una pista più tosta, no? Più concreta quella di Moise, c'è la clausola, se lo vuoi ti paga la clausola e tu vai a cartare. Quindi ecco, non credo ci siano grossi problemi per Moise Kean, perché mettiamo i soldi di Kvara, mettiamo i soldi di Osimhen, che io sento che ha già diverse offerte dalla Premier League. In Serie A, chi lo vuole in Serie A deve spostare 100 milioni. Sono 100 milioni per la Serie A, più. Chi ti porta 100 milioni? Ti porta a Juventus, taglielo, perché tanto non sarà mai il giocatore che è stato con Luciano Spalletti, Osimhen, quindi non, e nemmeno, sinceramente, nemmeno mi preoccupa un Osimhen alla Juventus, non sarebbe un tradimento, sinceramente, perché già l'abbiamo visto con la maglietta del Galatasaray. A me non fa né caldo né freddo Osimhen al Galatasaray, sinceramente. Vedo più mi sarebbe bruciato più il culo se Ciro Mertens fosse andato alla Juventus, lì sì, direi sei un traditore, ma Osimhen, non me ne fotte proprio. Continuiamo con le notizie. Una domanda: secondo te le partite alle ore 12:30 è giusto oppure dovrebbero abolire come orario? Allora Furan, e poi leggiamo anche Giuseppe Martera. Furan, allora, le partite delle 12:30, io mi ricordo, se non erro, quando si giocava noi, gli allievi, gli juniores, si giocava alle 10 di mattina. È capitato a volte di giocare a mezzogiorno perché l'arbitro ogni tanto non trovava il campo e quindi si doveva giocare a mezzogiorno. Allora, come orario sinceramente non è l'ideale, però in questo momento che non è caldissimo, diciamo così, alle 12:30 si può giocare. Posso capire ad agosto, che giustamente ad agosto, quando poi ci sarà il campionato ad agosto, giustamente là a mezzogiorno e mezzo fa caldo, fa veramente tanto caldo, e quindi è giusto non farli giocare. Però ora attualmente si può giocare alle 12:30, non credo ci sia, addirittura sento ciao re, non credo ci sia tutto questo clamore giocare alle 12:30, anzi alle 12:30 secondo me gestisci pure meglio la partita, perché la mattina ti alzi, piccola colazione, rifinitura in hotel e altre cose. Però ecco, alle 12:30 si può giocare attualmente, che non è caldo e si sta bene, si può giocare. Quindi questa cosa di dire pure Conte giocare alle 12:30, ragazzi, ma sinceramente uno che prende 6 milioni a stagione, uno che prende 6 milioni a stagione, io li farei giocare pure alle 2, alle 3 di notte, sinceramente.
Poi mi vengono a dire ci sono troppe partite. Beh, iniziate a chiedere meno soldi e si faranno giocare meno partite. No, vi torna no, come discorso. Quindi sta tutto lì. Poi Giuseppe Martera, interista personalmente, è lo scudo quello che voglio. Con Antonio Conte non voglio perdere neanche a briscola. Caro Giuseppe, attualmente siete davanti, io già l'ho detto diverse volte, siete stati bravi, forse meno il Napoli, a non allungare in classifica, che il Napoli ce l'ha avute diverse occasioni, ma Conte non è stato, ha trovato i campi un po' così, un po' secchi. Io penso li voleva un pochino così, un pochino più umidi i campi, ma non li ha trovati. Non li ha trovati, quindi l'Inter meritatamente, possiamo dire tranquillamente. A me, sapete, io dico le cose come stanno, se devo fare una critica la faccio, se non devo criticare non critico, e quindi via discorrendo. Mo mi incammino verso una delle terre che abbiamo noi, perché abbiamo due terre. Di qua ci sono gli ulivi, di là c'è l'ulivo e la casina, quindi faccio questo e poi dopo ritorno indietro e vediamo quanti chilometri. A parte siamo ancora a 3500 passi, dovrei fare 6.000 passi, anche se negli ultimi 2 giorni ne ho fatti 16.000 passi ho fatto. Negli ultimi giorni ho fatto 16.000 passi, quindi è un bell'andare, diciamo così. Poi continuiamo. Fai bene a camminare, perderei un po' di peso. Ho perso già 2 kg. 2 kg già li abbiamo persi tondi, perché sono partito da 102.7 e ieri ero a 100.7. Però consiglio mio, pesatevi una volta a settimana, perché se vi pesate tutti i giorni entrate in un loop con la testa incredibile, perché tu la prima settimana perdi liquidi e non vai a perdere il vero peso corporeo, vai a perdere liquidi e basta. Quindi pesatevi una volta a settimana. Dicevo, mi peso a domenica mai, perché a domenica si mangia sempre assai, quindi non lo fate. Fate il lunedì e poi fate sempre lunedì e tutte queste cose. Fate in quel modo e tenete costante, tenete sempre un'alimentazione mirata, no? Io addirittura faccio un pasto, ovvero faccio quello di mezzogiorno, mi mangio un'insalata e prima di andare a correre o a camminare, in questo caso, perché per ora le ginocchia non mi tengono, giustamente sono 100 kg e le ginocchia attualmente non mi tengono, però ecco, la sera mangio uno yogurt proteico, tutte quelle cagate proteiche e tutte queste stronzate. Però misuratevi una volta a settimana, perché sennò entrate nel loop. Cazzo, oggi non ho perso, oggi di qua, oggi di là. Comunque andiamo avanti. Buongiorno Napoli, si segue sempre, sei un king. Ciao Andrea. Spuntano 3 nomi in centrocampo, oltre a Suda Coffuole, anche sempre parole di Manna. Lucca, Wirtz anche si inserisce al Napoli. Mauro, te l'ho detto, attualmente parlare di calciomercato è difficile, proprio perché escono tanti nomi, ma io, perdonatemi, ma io il contenuto lo devo far uscire e quindi porto attualmente tutte le news sul Napoli, perché mi pare giusto. Uno mi ha detto non le fare perché di qua di là, quotidiano, no? Alle ore 18 c'è il briefing di tutte le news di giornata. Ora iniziamo nella settimana di calcio, quindi di Serie A, quindi dovrebbero uscire un pochino di notizie un pochino più concrete. Poi Giuseppe, ti seguo da un po' di mesi, sei uno dei migliori youtuber del Napoli che conosco. Grazie Giuseppe, ma ce ne sono di meglio di me, fidati, ti faccio 2 nomi a caso: Valerio Fluido di Caffè Napoli e il fussarrista, che reputo un ragazzo, forse dovrei dire un uomo, dovrei dire è veramente bravo, e li consiglio a seguire tutte e 2 perché meritano, specialmente il Fu, c'è una bella parlantina. Comunque andiamo avanti.
Neapolis, ma quando ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte? Allora, se il Napoli gioca di domenica, penso il Napoli dovrebbe fare la conferenza stampa sabato alle ore 2, se teniamo conto del trend, diciamo così, che ha avuto Conte nelle ultime conferenze stampa, diciamo così. Ma boh, torna e guarda se c'è qualche sparo come voglio male, se porto gli spadaggi a casa mia moglie mi uccide, sono 3 giorni a filo che ci ha fatto mangiare spadaggi. Spero che vinceremo contro il Milan. Ragazzi, non è semplice contro il Milan. Non credete alla storiella, il Milan di qua, il Milan di là, stanno in crisi. No, non ci credete. Non ci credete perché sono tutte stronzate. Poi, buongiorno Neapolis. Ieri nelle live di Salento, nei commenti dei tifosi interisti, ieri nelle live di Salento e basta, nei commenti da tifosi interisti, me compreso, sei molto apprezzato. Grazie, meno male, vedi, se inizia a girare il nome diciamo che va bene per me, ma va bene soprattutto per voi, perché il canale continua a crescere e voi siete sempre lì che mi sostenete. Questo è un appunto che voglio sempre fare, è un appunto che sempre voglio fare. Se non ci fosse la persona fisica dietro lo schermo a vedere i video, saremo poca roba. E grazie YouTube va avanti soprattutto non tanto alle visual e agli iscritti, ma agli iscritti che col tempo rimangono fidelizzati su quel YouTube. Io può sembrare strano, no? Ma io seguo ancora, per farvi capire, Ciccio Gamer, e vi parlo di che oramai anche lui sta scendendo un pochino, perché secondo me si dovrebbe iniziare un pochino a cambiare anche il modo di parlare, perché sei una persona molto conosciuta e quindi è inutile attaccarti a quegli altri, fare video dove dici faccio poche visual, faccio poche. Il periodo delle visual scende sempre a tutti. Io addirittura ho fatto più visual a giugno, luglio, agosto, dove addirittura si dovrebbero perdere le visual, e ne ho fatte molte di più. Perché? Perché quotidianamente proprio portavo gli aggiornamenti di calciomercato e tutte le altre cose, no? Comunque andiamo avanti. La conferenza di Conte ci sarà domani alle 30 o alle 18. Io spero sinceramente che non ci sia alle ore 18, perché io sono al lavoro e vorrei vederla la conferenza stampa, sinceramente. Poi andremo a vedere. Andrea, io andrò allo stadio domenica, speriamo di vincere solo la maglia e lottare fino alla fine. Bravissimo Andrea. Ricordatevi, conta la maglia, conta veramente solo la maglia. Tanto qui sono passati i cinghiali, ci sono le tracce, conta veramente solo la maglia. E quando la gente inizierà a capire che veramente poi c'è il tifoso casual, diciamo così, c'è il tifoso casual che vuole apparire, no? Prima di essere tifoso, mette le foto sui social, sto andando di qua e di là, e poi alla prima sconfitta inizia a criticare, inizia a fare, e vabbè, ci può stare. Però ribadisco, io sono uno che segue il Napoli da quando stavamo in Serie C e credetemi, di momenti brutti ne abbiamo avuti noi tifosi napoletani. Quelli che ci sono ora sono stronzate, credetemi. Intanto siamo arrivati, io non ho capito, no? Ma se questa la terra non è tua, non è solo tua, mi dici che cazzo la chiudi a fare questo tutte le volte? Chiude, che maronna mi tiene a chiudere via. Cioè è allucinante. Comunque ora vi faccio vedere un po' i nostri ulivi, vi faccio vedere tutte cose. Tanto qui c'è la macchia, per qui passano i cinghiali, passa tutto da questi boschi, e questa sono lì, noi li chiamiamo ulivini perché per ora sono sempre piccoli, vedete? Per ora sono piccoli, mentre a quell'altra terra sono molto più grossi, avranno 50 anni, che gli ulivi sono stati messi dopo per creare l'annesso agricolo, diciamo così. Comunque andiamo avanti, ma torniamo indietro e poi semmai ritorniamo. Devo fare 6.000 passi, quanti siamo? Siamo a
4.000 passi, a voglia ce la facciamo. Allora, continuiamo con la lista dei commenti, voglio, mi raccomando, il tasto like e condividete questa live. Allora, domenica il Napoli deve per forza vincere, voglio, fino a là, ma lo stiamo dicendo da 7 giornate che il Napoli deve vincere, e poi incappiamo in degli errori proprio di principianti, ma veramente da principianti. È una cosa che non riesco a capire. Comunque l'Inter secondo me perde contro l'Udinese, ragazzi, ma l'Inter giocherà in casa con l'Udinese, quindi attenzione. Però secondo me, dice Re da Horby, spero di averlo detto bene, ma penso proprio no, secondo me Neres potrebbe stare al posto di Kvara. L'unico attaccante che vorrei cambiare è Lukaku, non è più quello di un tempo, avrei preferito Lucca a un Moise Kean. Re, questo lo stiamo dicendo da tanto, ma Neres vi si sta parlando anche di Federico Chiesa, di un possibile ritorno in Serie A, è per ora l'unica squadra, no, che crede in Federico Chiesa è il Napoli. Il problema di Federico Chiesa è proprio l'ingaggio, si deve abbassare l'ingaggio, e io sinceramente non so se si abbassa l'ingaggio, credetemi. Poi sì, che Lukaku sia in fase calante, questo è vero, ve l'ho detto, il Napoli proverà di sicuro l'assalto a Moise Kean quest'estate, con i soldi di Kvara, i soldi di Osimhen, proverà a fare un grande mercato, voglio, il Napoli, io ne sono convinto. Per far rimanere Conte devi fare un grosso mercato, questa è la mia convinzione, e se già si sta parlando di questo centro sportivo significa che il Napoli vuole investire seriamente, la famiglia De Laurentiis voglia veramente investire. Ho letto che a Roma, nella zona dove dovrebbe sorgere lo stadio della Roma, hanno iniziato gli scavi archeologici, ovvero se sotto quel terreno, per farvi capire, mettiamo caso lì c'è una vecchia pala eolica, non credo che la stia inquadrando, vediamo se la sto inquadrando, vediamo, ok, non si vede un cazzo perché il telefono ha deciso, forse sta là la paleolica, non lo so. Comunque qui c'è una vecchia paleolica, tra poco si dovrebbe vedere la paleolica, ma non sta là, si vede? Quella lì, quella è una pala eolica, penso di avervela fatta vedere, penso che sia quella, non so. Se nello stadio della Roma iniziano a fare gli scavi archeologici e sotto ci sono resti di Roma antica, è un bel casino, perché in quel caso tu non puoi fare lo stadio, quindi stiamo a vedere. Per questo il Napoli si sta spostando fuori Napoli per provare a fare questo stadio. Poi andiamo avanti, allora stanno i messaggi, allora dove sono? Qui l'abbiamo letto, questo Cursal, Neapolis. Ha mai pensato di fare un video della settimana dei pronostici della Serie A? Allora, se non erro, avevo iniziato a fare il pronostico delle schedine, diciamo così, anche tramite il sito della SNAI. Naturalmente uno sponsor SNAI non c'ho proprio sponsor, anche se ogni tanto mi arrivano qualche mail dalla Cina, non fa capire un po' come YouTube, mi arriva qualche mail dalla Cina e qualche mail mi è arrivata anche dall'Europa, ovvero c'era di telecamere o di porta telecamere, ma non ci capite buono perché io e l'inglese siamo gli opposti, a fatica parlo italiano, e mi hanno proposto questa vendita di magliette. Mi sono confrontato con diversi youtuber e altri personaggi di YouTube che hanno detto: no, guarda, su YouTube non pubblicizzare niente perché devi avere proprio la partnership con la roba, perché sennò non lo puoi fare. In effetti negli anni sono stati chiusi diversi canali YouTube proprio perché la gente iniziava a fare soldi al di fuori di YouTube ma non dichiarava nulla. Ecco, io questo rischio non me lo voglio prendere, perché per arrivare a 11.000 iscritti lo so solo io il culo che mi sono fatto per arrivare a 11.000 iscritti. Quindi Cursal,
te l'ho detto, l'ho iniziato a portare, poi successe che su YouTube iniziarono a bloccare diversi canali per via delle schedine del gioco d'azzardo, ecco, e quindi non ho proseguito più. Mi sa che feci uscire solo un video direttamente con la piattaforma SNAI, ma secondo me se porto, non lo so, se porto solo, fa capire, Napoli-Milan, io vi dico, il pronostico, poi vi dico 1, io non penso che succeda qualcosa, quindi mi date una bella idea. Poi nel resto torna domenica, sì, nel resto torna domenica e sarà titolare, nel resto, e dobbiamo anche vedere se Neres giochi nel 3-5-2 o nel 4-3-3, ecco. Io spero che vi sia una domanda a mister Antonio Conte, un pochino di tattica, iniziare a fare queste domande su tattica, no? Ha sentito il terremoto, i ragazzi lo hanno sentito, si sono cagati sotto, cioè vai giù, per piacere, siete i peggio giornalisti, io l'ho sempre detto, i giornalisti napoletani sportivi sono i peggio che ci siano al mondo, è allucinante. L'Udinese ci va un ballo, hai pronunciato bene, l'ho vista. Secondo me questa sposta del Seoso del è venuta più al Milan, ma io penso che il Milan abbia avuto più gente in nazionale, non lo so, perché anche il Napoli ci ha avuto diversi giocatori in nazionale, ma ragazzi, è a livello mentale. La nazionale ti può servire, ragazzi, se tu giocavi con l'Argentina vai a vincere 4-1 con il Brasile, ma tu capite che cariche emotività. Guardiamo Lukaku in Belgio-Ucraina con la doppietta, si è avvicinato vicino ai compagni e ha detto oh, torniamo con i nostri club e vinciamo qualcosa di importante. Ecco, quello ti dà veramente una carica in più, allora e la nuvola non la fa vedere la pala, ecco, e allora dovevo girare la telecamera, ma pure non fa niente, vuol dire che c'è sta una pala un vedo di coglioni dai, ma non so se si può girare, ho paura di girare la fotocamera, perché se gira la fotocamera non ho paura che mi si stacca la diretta, perché una volta mi è successo. Poi ovviamente le parole sono belle, ma i fatti sono quelli che contano, quindi mi sono iscritto al tuo canale. Grazie Fabrizio, grazie veramente tanto. Allora signori, io mi sono già fatto il primo giro, io credo che ancora al sogno, perché dobbiamo vincere domenica. Ma Andrea, ma guarda che siamo a -3 dall'Inter, non siamo a -50, -10, no, siamo a -3 dall'Inter, c'è un campionato ancora da giocare, ci sono 9 partite, e quindi ragazzi il Napoli ci deve credere, ma soprattutto deve avere la convinzione di essere una grande squadra. Questo lo possiamo dire tranquillamente. Il Napoli deve credere di essere una grandissima squadra, perché il Napoli è una grande squadra, e Conte, che ha paura di dire la parola noi lottiamo per lo scudetto, perché mai tu ce l'hai, no? La voglia di provare a vincere, perché è naturale. Io per questo vi dico, quest'anno lo scudetto sarebbe un grandissimo rimpianto, vabbè, per questo io lo dico sempre, intanto sto iniziando a sudare come non so che, con il kiwi addosso. Qualcuno mi dice no, ma il kiwi non serve a niente. Sì, cazzo, il kiwi ti fa sudare come un dannato, ti fa sudare. Poi prima di partire ho preso pure, mi sono mangiato la banana per tenere il metabolismo in movimento. Ecco, cosa importante, se andate a camminare e volete iniziare ad andare a camminare, perché io vedo gente che il primo giorno parte, fa là, e io corro, io faccio, non credete che a correre si dimagrisca più velocemente, anzi fate peggio, camminata veloce e mantenuta, non vi affaticate, perché se vi affaticate fate peggio. Poi prima di iniziare a camminare, grazie moscerina, mettetevi qualcosa nello stomaco,
una frutta, uno yogurt e poi andate a correre, a camminare. Fate una settimana di camminate, 2 settimane di camminate, fino a che il vostro cervello non vi dice, ma io sono pronto per lo step in più. Io ve lo dico per esperienza, perché io quando mi sposai persi quasi 20 kg, quasi 20 kg quando mi sposai. Qualche giorno vi faccio fare ne volessi con il capello, voglio. Secondo me matrimonio, ragazzi, non voi sposate che partite i capelli, vi dico subito, non voi sposate che partite i capelli. A parte questo, mangiate prima di andare a correre. Io poi ho fatto un'altra cagata, non mi sono portato l'acqua dietro, ma l'acqua aiuta tanto a perdere peso. E credete a quelli che vi dicono bevete tanto perché vi aiuta. Comunque, stavo dicendo, andiamo a leggere le altre notizie, perché qualche punto lo perderanno l'Inter, non si sfruttano le occasioni. Prima con le squadrette, ci dice Andrea, e poi chi avreste preso al posto di Anghissà? Io Ugo Larso del Francoforte. Ma ragazzi, io intanto rispondo prima ad Andrea. L'Inter di sicuro, intanto ci sono i caccia a giro, perché in Osseno c'è la base militare, quindi girano in continuo questi cazzo di caccia. Le occasioni ce le avrai, secondo me ce le avrai. È questione di mentalità, voglio. È questione di mentalità. Se Napoli inizia a credere che l'Inter sta a -3 e non sta a -50, tu potresti fare bellissime cose, però va messo nella testa. Poi prenderesti al posto di Anghissà a centrocampo. Ragazzi, ma a centrocampo ce ne sono tanti da prendere, ce ne sono veramente tanti da prendere, però attualmente il centrocampo del Napoli andrebbe solo aggiustato un pochino, secondo me, andrebbe aggiustato un pochino, perché bene o male hai Billing, che Billing si è inserito veramente bene in questa squadra e quindi potrebbe giocare, potrebbe restare, ma resterà perché il Napoli riscatterà. Poi c'è Gilmour, ragazzi, ma il centrocampo del Napoli non è dovresti prendere un centrocampista in più, basta, secondo me, massimo 2, forse 2, perché con 2 centrocampisti, però attualmente è difficile. Io vi dico, se vi dico un nome poi dopo un po' dici no, ma forse non è quello giusto, perché ecco, non sappiamo nemmeno se Conte resterà, è quello il problema, però ci sono diversi nomi anche in Serie A, io la butto lì, ma io mi andrei a prendere Locatelli, voi non ci, io mi andrei a prendere Locatelli, perché può fare diversi ruoli del centrocampo, addirittura ora Tudor lo vorrà schierare in difesa, staremo a vedere Locatelli in difesa che farà, però secondo me Locatelli potrebbe essere molto utile. Potevi prenderti Fagioli, pure Fagioli non era male, Fagioli meritava secondo me, poi andiamo avanti. Ormai è difficile per lo scudetto, speriamo che vinca l'Udinese, peccato perdere punti con il Como e Venezia. Alessio, il problema non è perdere punti con il Como e col Venezia, che ci può stare perché sono squadre che stanno... Ah, per chi non lo sapesse, la Sparaggiaia è questa piantina qui, vedete? Questa piantina qui, poi se ci avete culo e guardate sotto, esce l'asparago selvatico, vabbè. Questo è solo per chi non lo sapesse, ma io penso che lo sapete che cos'è la sparaggiaia. E lì poi ci cresce il... Però ora già iniziano a essere duri, le seconde mandate sono dure, le prime mandate di asparagi sono quelle più morbide e lì le mangi proprio bene bene bene. Poi qua si hanno fatto tutto quanto, questo guarda, è un'altra sparaggiaia. E questo era un coso. Questo era un sparago che si è seccato oramai. Eccolo qua l'asparago, abbiamo trovato in diretta l'asparago. Asparaggiaia, asparago selvatico. Questo è l'asparago selvatico. Lo prendete ed è buonissimo. Credete. A parte che anche ti depura lo stomaco questo asparago, quindi sono ottimi. Alessio, tu devi pensare, e io continuerò ad insistere, che noi abbiamo buttato all'aria
in 7 partite hai fatto una spaccimma di vittoria, c'hai avuto una media da retrocessione. Se tu non prendi gol con la Lazio all'ultimo secondo, se tu non prendi gol con la Roma all'ultimo secondo, già stavamo parlando di un +3 per il Napoli. Pensa, anzi +6, no +3, facciamo l'ipotetico +3 perché poi tu come hai perso, potevi già stare a +3, +4, +5. Conta quello ragazzi, conta stare lì con la testa perché l'Inter sta a +3, non sta a +10. Vabbè, andiamo avanti. Nella foto sembra Lukaku, lo saccio, io me lo dicono tutti. Nel modo dovete aspettare, poi quando arriverà l'estate è ancora peggio. Guarda, quando è iniziata la stagione ho fatto una scommessa: Napoli campione d'Italia, Inter campione d'Europa e Lazio finalista Europa League. Spero di vincerla sia sportivamente sia economicamente. Ma Fabrizio, dove devo firmare? Io ho sempre detto, fatemi firmare per scudetto a Napoli, Champions League all'Inter, Europa League all'italiana e la Conference League alla Fiorentina. Firmerei subito, guarda, Fabri, subito firmerei. Adesso dice Klopp, ragazzi, levate di mezzo Klopp, Guardiola, Zidane, perché sente pure i Juventini. La Juve prenderà Zidane l'anno prossimo. A parte che ci avete dei cafoni perché avete una mancanza di rispetto per il nuovo allenatore, questo lo dobbiamo dire, avete una grossa mancanza di rispetto nei confronti di Tutor e questo voglio continuare a sottolinearlo. Vabbè, intanto a quanti passi siamo? 6.100 passi, abbiamo fatto all'incirca 4 km, una cosa del genere. Quindi gli juventini in questo momento sono esaltati da Tudor, ma già pensano al nuovo allenatore. Io non riesco a concepire, vabbè. Se il prossimo anno dovesse andare via Conte, chi ti prenderesti? Questa è una domanda di cui possiamo parlare, voglio. Andrò contro il tifoso napoletano, ma mi SPA Gasperini, voglio. Boh, tutti i dislike che mi arriveranno in questa live, so perché, ma io mi andrei a prendere Gasperini. A parte che è promesso alla Roma, e ieri sì, Ranieri ha detto no, Gasperini non sarà l'allenatore della Roma il prossimo anno, non credete a queste cose perché Gasperini non sarà l'allenatore della Roma il prossimo anno. Naturalmente Ranieri non è che può dire sì, abbiamo già l'accordo con Gasperini e Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma. Non lo può fare perché è sotto contratto con l'Atalanta. Per rispetto dei tifosi dell'Atalanta non si dice mai, anche se Giampiero Gasperini ha già detto no, io non allenerò più l'Atalanta l'anno prossimo, però per questione di rispetto ragazzi non si dice mai che il nuovo allenatore sarà preciso Gasperini alla Roma, per questione proprio di rispetto nei confronti delle due società e i due allenatori che in questo momento stanno portando avanti Ranieri da un lato, la Roma in Europa e addirittura lottare per la Champions League, cosa che io mai mi sarei aspettato, ma la Roma con Gasperini, con Ranieri ha avuto proprio quello step mentale in più, questo possiamo dirlo tranquillamente. E poi possiamo parlare, addirittura si è fatto il nome di Ranieri, di De Rossi, scusate, però ecco, io dovesse andare via Conte punterei su Gasperini, allenatore vecchio di età, ma a livello come posso dirvi, a livello mentale, non a livello mentale, a livello di ingegno è quello che si è espresso meglio in questi anni nel calcio italiano. Dobbiamo anche dire questo, con tutto con schifo, perché io l'ho sempre detto, schifo Gasperini, però a livello di come fa a giocare una squadra, di come ti fa cambiare un'intera rosa, questo lo possiamo dire, si è dimostrato un grande allenatore. Poi i miei pronostici sono Napoli-Milan 2-0, Inter-Udinese 2-1, Atalanta-Fiorentina X. Atalanta-Fiorentina, ma è Fiorentina-Atalanta o Atalanta-Fiorentina? Atalanta-Fiorentina, devi giocare fuori casa la Fiorentina. E mo chi cazzo metto fantacalcio? Stanno tutti morti, Lautaro è morto, Moisechin gioca contro l'Atalanta. E c'ha buchino, mi ha fatto risvegliare un po' bruscamente, amico mio, sinceramente. Comunque, Atalanta-Napoli, Atalanta-Milan
Napoli-Milan, hai visto? Ma mi fai ingagaglia. Napoli-Milan, mi andrei a giocare il 2-1 per il Napoli, o 2 o 3-1, perché il Napoli deve ricontinuare, deve iniziare a vincere, ma che poi nei big match il Napoli si esalta, io è questo che non riesco a capire. Tu con le big ti esalti e poi con le piccole non ti esalti, cioè è una cosa che mi manda in crisi a cervello. Poi Inter-Udinese, ti posso dire 1-0 Inter-Udinese, 1-0, poi dobbiamo vedere la formazione, però io ci vedo un 1-0, non una partita di altissimo livello, perché l'Udinese è in ottimo periodo e può dar fastidio anche in contropiede all'Inter, l'Inter che si esalta, no? Quando ha la squadra tanto alta ma allo stesso livello rischi di prendere delle imbarcate, perché da un lato c'hai Tupen, Lucca non è velocissimo, però se gliela riesci a mettere di testa Lucca ti fa quasi sempre gol. Vabbè. Poi De Laurentiis ci interessa solo di andare in Champions League quando si fa lo stadio nuovo. Speriamo che un giorno il Napoli vinca la Champions League, sarebbe un sogno per tutti voi napoletani. Allora Alessio, la questione stadio a Napoli è sempre legata al sindaco di Napoli, diciamo così, perché a Napoli non si fa mai niente, perché c'è la giunta comunale che vuole mangiare. Poi fino a che non capite questa cosa, che a Napoli è tutto un magna magna, non si uscirà mai da quella cosa. De Laurentiis non vuole spendere i soldi. De Laurentiis negli anni ha trovato diverse soluzioni per lo stadio. Andiamo a Bagnoli, andiamo a Castelvolturno, andiamo da un altro lato, ma il comune di Napoli è sempre stato contro lo spostamento della squadra da Napoli. De Laurentiis negli anni, si parla anche di affitti non pagati, e sinceramente io ti devo pagare l'affitto, cioè ti prendi più della metà degli incassi dello stadio, abbi pazienza, ma sono io che ti porto lo spettacolo, ti porto io gente allo stadio e non tu, comune di Napoli, che se per te è morta, se era per te. Vabbè. Ecco, quello che io mi domando e dico, se il comune di Napoli non vuole fare spostare la squadra dal Napoli, facciamo una cosa, abbattiamo, troviamo un altro stadio, vai a Salerno, vai a Avellino, anche se sarà guerra in quel caso con le tifoserie, ma forse meno con l'Avellino, che la Salernitana proprio, con la Salernitana sarebbe proprio il devasto, non ci sarebbero mai lo stadio. Ci sarebbe quello della Juve Stabia, ma è piccolissimo per noi tifosi napoletani. Devi trovare, come ha fatto il Barcellona, andando a giocare nello stadio comunale di Barcellona, se non erro. Guarda che sparaggiaia, voglio, madre, enorme, ma non ci stanno cazzo, perché la gente ha rotto la sparaggiaia, questi sono proprio figli di puttana. E quindi buttiamo in terra il Maratona, se no facciamo come a Firenze, ne buttiamo giù una parte e costruiamo lo stadio. Questa cosa non te la vogliono far fare perché il comune rompe i coglioni, e il comune voglio che rompo cazzo, no? De Laurentiis, De Laurentiis investirebbe. È come se visto a giugno dovrebbero partire i lavori per il nuovo centro sportivo, quindi significa che De Laurentiis i soldi li vuole investire, ma se non te li fanno investire, il problema è il comune, il comune di Napoli che è inadeguato, secondo me. Fiorentina-Atalanta, allora ci può uscire un uno, Buongiorno frate, ciao Trash Gaetano, no Gasperini, non neanche per sogno, Cops Roger del Celtic, dopo Antonio Conte. Ragazzi, Klopp costa troppo, Rogers del Celtic non lo so sinceramente quanto va a prendere, ma di sicuro sarà nei range del Napoli. Però Gasperini ti esalta i giocatori, noi dobbiamo pensare pure a questo, una società come il Napoli che pensa sempre poi a rivendere, no? A fare la plusvalenza, capite che Gasperini sarebbe un'ottima cosa per il Napoli, però per ora c'è scritto Antonio Conte, allenatore del Napoli, e il mio Alessio lascia, Antonio Conte, allenatore del Napoli. Alessio, anche a Palermo si aspetta di fare lo stadio nuovo. Rogers costa 7 milioni ma vince perché gioca in Irlanda, gioca col Celtic
vai a vedere da quanti anni è che vince lo scudetto di fila, cioè lì c'è il Celtic e poi ci sono altre squadre, caro Trash. Poi Alessio, io ho visto che il Palermo ha presentato il progetto di uno stadio, l'ho visto e mi piace anche come l'hanno pensato, ovvero tutto rosa. Poi io sono amante del rosa, allucinante, a me piace il rosa e il nero specialmente, sono due colori che amo, il rosa e il nero, e quindi mi piace molto il progetto che hanno presentato per il Palermo. Non so se butteranno in terra il Barbera o ne costruiranno un altro. Io sarei sempre dell'opzione di buttare in terra quello che c'è, oppure rimodernarlo come sta facendo la Fiorentina. Ecco, questo sono molto, anche se la Fiorentina è molto indietro per i lavori, perché doveva essere consegnata fra poco, doveva essere consegnata la Fiesole e non è stata ancora, addirittura se non sbaglio non ci sono nemmeno i piloni per le curve ancora, quindi sono veramente tanti ritardi. Rogers ti prevede giocatori incredibili, 54 scudetti ha il Celtic, vedi, perché lì c'è solo loro, ci sono, voglio, anzi stanno e pecore, dimmi che non c'è il cane, perché se c'è sto cane, a parte vabbè, passa una macchina, aspettiamo, voglio farvi girare un attimo la fotocamera, se la gira, vedete lì ci sono le pecorine e noi dobbiamo aspettare, mo qua aspettiamo che passano le pecore. Vabbè, c'è il pastore, le fa passare il pastore, credo. Ci sono pure gli agnellini piccolini, sono belli. Vediamo se passano le pecore. Le pecore non passano, aiuto. Stanno brucando le pecore. No, piano piano passano le pecore, non vi preoccupate. Poi sentirete tutti i campanelli. Ma come so che cazzo però? No, il cane non c'è, ecco c'è il pastore dietro, non c'è il... Quando ci spostiamo. Guardate, guardate, eccole là. Entrano dentro al campo e mo vanno al campo. Vedete come sono bellelli. Vedete? Ci sono pure gli agnellini piccolini. Momento natura sul canale di Neapolis. Ah, ci fanno passare, vedete, si spostano loro. Aglio e pecore sono intelligentissimi. La voglia dice. Smettono qua e passano. Vedete? Le pecore che si spostano. Fanno certi cagate in terra allucinanti, a parte questo. E come vanno piano piano. E vanno, le pecore vanno. Vedi come le pecore che seguono gli youtuber da 200, 300, 500, 1000 iscritti seguono tutto il branco. Noi ci mettiamo sempre fuori dal branco. Poi qualcuno mi ha scritto: ciao Anthony XGG, ciao e forza Napoli. Voglio, io sono quasi alla conclusione del giro, quindi fra poco ci lasciamo, che imboccherò la strada di casa. Però ecco, ci tenevo a ribadire quello che abbiamo detto in apertura del video. Ciao Marcos, quello che abbiamo detto in apertura del video, ovvero questo Moise Kean al Napoli fosse scusatemi un attimo, mi stanno arrivando delle chiamate, quindi devo interrompere la live. Io vi saluto, ci vediamo quest'oggi pomeriggio, quindi sempre e comunque forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Facite bravo, ma raccomando, ci vediamo alle ore 15, poi vediamo se ci sono notizie, e alle ore 18. Un bacione a tutti, ciao.